capito. Allora, la domanda un po' di prima che abbiamo dovuto interrompere. Come sconvolgere, pedonalizzare, perché in realtà i commercianti lamentano che dopo non può, che con la ZTL non possono passare con carico e scarico, e, insomma tutto diventa macchinoso, ma allora se fai passare le macchine diventa traffico, inquinamento, poca accessibilità e idea di un centro che sia piccolo, perché le persone lo capiscono, percepiscono come vivibile, per assurdo Ferrara è piccolissima, ma quando pedonalizzano hai l'idea di una città che sembra quasi il doppio. Sì, anche su questo credo che allora, il centro storico di Padova non è proprio piccolo e anche credo che Padova abbia un patrimonio storico, culturale e architettonico all'interno del proprio centro storico che è invidiabile da parte di tante altre città. Il ragionamento è sempre quello che si faceva prima. Noi abbiamo una parte della città pedonalizzata, anche a suo tempo con una discussione con i commercianti che oggi viene anche apprezzata dagli stessi commercianti, penso ad alcune vie. È chiaro che tutto questo deve avvenire, e siamo tutti d'accordo che il futuro di una città, di qualsiasi città del centro storico, è rivolto a un sistema di pedonalizzazione molto più ampio di quello che c'è adesso. Ne sono convinti per primo i commercianti, ma ripeto, tutto questo non può avvenire senza un sistema di servizi che sia strettamente collegato. Quello che dicevo dove prima, metti la macchina a questo punto? Perché come ci arrivi? il ragionamento è sempre questo, cioè noi dobbiamo riuscire, io ho presente alcuni parcheggi a Corona del centro storico di Padova, se noi ci arriviamo dalle 10 del mattino in questo parcheggio all'1 è impossibile trovare posto. Sicuramente lo trovi prima delle 10 e lo trovi dopo l'1 del pomeriggio, il posto lo trovi sicuramente, anzi possono anche essere quasi vuoti in alcuni casi, però in questo orario è impossibile arrivarci. Quindi è chiaro che va fatta una riflessione su quello che è il sistema per arrivare a questo. Fatto questo, si può tranquillamente ragionare con, anzi probabilmente succederà questo, ma ripeto, un'eventuale pedonalizzazione che significa coprire zone che in questo momento non sono usufruite dai visitatori pedonali, chiamiamolo così, da chi viaggia in piedi, da chi viaggia a piedi, diventa veramente indispensabile un collegamento con un sistema che permetta a questi di arrivare alla città e di parcheggiare. Guardate anche i dati pubblicati recentemente dall'amministrazione comunale che indicano come a dicembre siano aumentati i parcheggi nei parchi scambiatori, quindi vuol dire che aumenta l'utilizzo da parte dei visitatori del tram, stanno proprio a indicare questo. La gente ci arriva nel centro storico, preferisce un centro storico pedonalizzato, ma se non ci sono i servizi per arrivarci, e ripeto, non è che tutti ci arrivano in tram, non è questo che vogliono. Anche perché diventa difficile, laborioso, faticoso, anche mentalmente faticoso pensare di prendere più mezzi di trasporto. Uno preferisce fare due passi. Le attrazioni di un centro storico ne abbiamo sicuramente di importanti. Padova ha un patrimonio appunto culturale, tra l'altro è molto valorizzato in questo periodo dall'assessorato competente. Però chiaramente poi le motivi di attrazione, l'attrattività di un centro è fatto anche da tutta una serie di servizi che lì si svolgono, che vanno dalle attività commerciali al bar, alla ristorazione e altre attività di servizio alla persona. È evidente che proviamo a pensare a tutto il settore alimentare, proviamo a pensare al signore che va a comprare, se non c'è un servizio di consegna che poi viaggia con 2 borsette da 5-10 kg, perché se va a comprare frutta e verdura sono questi gli importi, che viaggia in tram, va fino alla Guizza, a Pontevico d'Arzere, cioè è difficile che questo avvenga, è chiaro che questo preferisce andare ad acquistare da un'altra parte. Questo potrà avvenire quando? Potrà avvenire quando riusciremo ad organizzare un servizio per cui questo ci arriva o vicino in auto, oppure siamo in grado, a costo zero, di consegnare questi prodotti dove questo è parcheggiato. Quindi queste sono le due soluzioni. E in tutti e due i casi in questo momento non siamo in grado di dare una risposta. Questo è il problema su cui dovremmo ragionare per poter arrivare a una definizione. Il secondo tema, che non è anche questo secondario, è che interventi sporadici come quelli che abbiamo visto, così a spot periodo, creano confusione da parte della gente che si allontana e alla sera la città vive una sensazione di insicurezza, che non c'è, perché al di là del periodo di spaccate che abbiamo avuto, tutto sommato Padova è una città tranquilla, non è che possiamo dire il contrario. Però questa insicurezza cresce nel momento in cui io cammino per una via che è deserta, magari anche un po' buia, perché poi questo succede, ed è chiaro che accelero il passo perché comunque sono convinto di non essere in un posto che non mi tranquillizza. E tutto questo è quello che sta avvenendo in un'area che non ha un sistema di servizi organizzato. Dobbiamo arrivarci a questo, dobbiamo arrivarci con una serie di passaggi
è una progettualità che ci permette di far capire ai commercianti, agli esercenti, a tutto il mondo che ci lavora, qual è il futuro della loro zona. Non possiamo domani mattina dire a una via chiudiamo il traffico, pedonalizziamo, senza aver organizzato questo e senza aver informati, guardate che nel giro di 3 anni succederà questo. Ecco, ma senza dubbio c'è una certa collaborazione con le amministrazioni comunali, perché io sto pensando anche ad altre realtà, per esempio Treviso. Con il discorso per convogliare le persone in altre zone hanno trovato un sistema, cioè hai scoperto vie nuove, che poi vedevi che veramente fiumi di persone si convogliavano il fine settimana, perché hanno messo dell'illuminazione, hanno messo delle attrattive, hanno fatto per esempio il borgo, il famoso Natale nel borgo con tutti i mercatini presenti. Le persone hanno scoperto quell'area. Poi parlavo con un bar presente, mi ha detto noi abbiamo avuto un incremento notevole anche dopo, e i negozietti vicini, perché le persone hanno scoperto, poi hanno cominciato a fare quella via. Tanto è vero che poi l'hanno anche in parte resa più fruibile, pedonalizzandola, eccetera. Cioè, come avete fatto voi anni fa con Via Roma. Via Roma non era certo una meta di grande frequentazione. L'avete resa un passaggio di collegamento Prato della Valle, centro, Pedrocchi, insomma. Cioè bisogna portare le persone verso altre vie, altrimenti muoiono. Via San Francesco alla fine muore, ma rischiamo che anche altre zone. La cosa assurda è che arrivi in Piazza Garibaldi da Corso Milano, e Corso Milano un tempo era un centro anche molto interessante, una via interessante di commerci, stanno chiudendo tutti, cioè arrivi, è triste anche per il turista, dà un'immagine di città mordi e fuggi, e questo lamentano poi in parte anche i commercianti, o no? Qui apri ovviamente una riflessione che mi trova in grande d'accordo, sono assolutamente d'accordo con quello che stavi introducendo tu, e che mi trova anche, se vuoi, molto in disaccordo con quello che è una serie di interventi che sta facendo l'amministrazione comunale di Padova. È evidente quello che dici tu, noi ci troviamo e verifichiamo, guardiamo per esempio i dati 2018, il Comune di Padova ha investito molto in iniziative, in promozione ed eventi nell'area che va da Via Roma a Piazza Garibaldi. Sì, cioè è ovvio che qui le cose funzionano anche se non fai niente. Ok, l'abbiamo fatto tutti quanti e sappiamo che lì ci vai, ci arrivi, se c'è qualcuno che suona, che balla, o che fa, riempi. Mentre viceversa poco in questo senso è stato investito in quelle aree che cominciano ad essere aree più preoccupanti. Corso Umberto potrebbe essere tranquillamente un'area di futura pedonalizzazione, però in questo momento gli unici investimenti lo stanno facendo i commercianti insieme con noi. Idem vero, per via... perché potrebbe essere interessante. Esatto, carino. Idem per Via del Santo, è una delle vie più belle di Padova. Via San Francesco non ne parliamo perché dopo ha portato tutta una serie di iniziative, hanno portato sì che un arricchimento, hanno portato poi a spostare, il fatto che non si facciano più queste iniziative, a spostare alcune attività storiche di quella via in altre zone. È evidente che anche questo rientra in un progetto di sviluppo della città. Noi dobbiamo, e qualche idea c'è anche all'interno dell'amministrazione a quanto mi risulta, noi dobbiamo disinvestire dal punto di vista degli eventi Piazza Garibaldi e cominciare a trasferire questi eventi nella zona che in questo momento non ha capacità di attrazione. Perché non si fa nulla perché ci sia questa capacità di attrazione? E succederà quello che è successo a Treviso in alcune aree, senza indebolineate, perché Padova è una città che può fornire servizi a un mondo sempre più ampio, perché ha queste caratteristiche nel centro. Io ho citato solo 2 vie, ma c'è tutta quanta la zona, c'è tutta la Piazza Mazzini, c'è la via Corso Milano, dove abbiamo visto che con l'apertura Piazza Mazzini caspita vicino alla stazione, punto esatto. di arrivo, se fosse più ridente. E non dimentichiamoci dei quartieri, perché abbiamo alcuni quartieri che hanno una ricchezza commerciale notevolissima, abbiamo delle piastre commerciali nei quartieri che sono formidabili, dobbiamo cominciare a ragionare su un investimento anche in quelle zone. Soprattutto in quelle zone. Per l'Arcella anche qua stanno facendo un investimento dal punto di vista urbanistico, stanno facendo tutta una serie di investimenti, come è avvenuto anche in Piazzale Gasparotto, tutta una serie di investimenti. Però se questi investimenti non sono accompagnati, come abbiamo fatto anche noi insieme con l'amministrazione di Piazzale Gasparotto, da una crescita delle imprese che ci sono, il rischio è che fra qualche anno peggioriamo la situazione, torniamo a quello che erano prima. Però c'è un target anche là diverso, è qui tutto un discorso. Ma questo è ricco però, Il fatto che ci siano dei target diversi arricchisce questo tipo di proposte diverse. Anche dal punto di vista economico. Questo sì, diverse. Andiamo di nuovo in pubblicità, poi ritorniamo con voi.